sorta di test all'interno del test. Siamo scesi nel dettaglio delle aree industriali e abbiamo chiesto alla gente, alla cittadinanza, di proporre degli immaginari che non necessariamente dovevano avere a che fare fisicamente con l'area industriale, ma più che altro con quello che la gente percepiva nel momento in cui qualcuno nominava alle persone la parola, l'espressione area industriale. Da questo abbiamo cominciato a costruire una consuetudine di rappresentazione, una consuetudine anche di partecipazione attraverso certi strumenti. Queste schede sono state schede fisicamente raccolte online, ma come vi dicevo prima, fisicamente proposte anche in modo cartaceo in diversi punti della città, in modo specifico nel Forum Center di Vicenza. C'è stato un allestimento, e qui torno sull'importanza della pregnanza dell'esperienza diretta, c'è stato un allestimento interattivo in cui la cittadinanza ha potuto entrare in contatto con quello che man mano andava svolgendosi nella Piazza dei Signori a Vicenza, un allestimento molto semplice al suolo, riconduceva al concetto di 2.0, qui ovviamente per chi sapeva dare una lettura già informatizzata del concetto stesso, ma in modo estremamente grafico per chi invece voleva soltanto leggerla come un semplice allestimento, attraverso dei piccoli pixel, migliaia di piccoli pixel, che in 4 cromie diverse ricostruivano le 4 aree del percorso che noi abbiamo costruito attorno all'immaginario di aree industriali. L'ultima parte, quella che si è conclusa tra l'altro poche settimane fa, con una relazione finale che è parte integrante del nuovo piano urbanistico della città di Vicenza, è il vero e proprio percorso di comunicazione e partecipazione al PAT, in cui le tecniche di cui vi ho parlato ora, alle quali si sono aggiunti dei plastici interattivi ad ampissima scala, un allestimento, qui vedete un'immagine di 2 dei vari schermi multitouch che avevamo a disposizione, in questo caso nella loggia del Capitaniato, ma ancora anche nel Forum Center, servivano a noi e all'ufficio di piano per raccogliere delle istanze, sostanzialmente delle finestre aperte che da un lato collezionavano il PAT che andava formandosi. Noi a scadenze più o meno regolari caricavamo su questi strumenti le tavole che andavano formandosi, i documenti di piano, i report delle varie riunioni. La gente poteva da un lato accedere, dall'altro muovere, ovviamente limitatamente ognuno limitatamente alle capacità critiche rispetto a questi oggetti, poteva muovere delle istanze, poteva fare delle proposte in modo, come vedete, informatizzato, tra virgolette, sistemi touchscreen, ma anche in un modo estremamente tradizionale, un plastico interattivo con dei post-it che giornalmente venivano raccolti, schedati, sistematizzati in quel database, ovviamente in modo, in questo caso, manuale. Un dato in meno di 2 mesi alla fine, diciamo circa 2 mesi di attività, sono stati raccolti circa 500 post-it. Se consideriamo gli orari d'apertura della mostra e il fatto che, insomma, stiamo parlando di qualcosa di estremamente innovativo, che ha avuto anche dei problemi, diciamo, di carattere veramente comunicativo alle persone, a far capire alla gente cosa stavamo facendo, ci sembra un buon risultato. Alcune immagini delle riunioni che ci sono state, ma la cosa che mi interessa di più è questa. Cioè, alla fine, forse più ancora di questa è la slide successiva, alla fine quello che siamo riusciti ad elaborare è stato una cartografia parallela alla cartografia ufficiale del piano urbanistico. Per definizione la cartografia di un piano urbanistico è forse uno degli strumenti più illeggibili alle persone comuni, perché contiene una miriade di contenuti tecnici che ovviamente per essere contenuti all'interno di un supporto unico necessitano di una codificazione estremamente complessa. Quello che abbiamo cercato di fare noi è stato esattamente il contrario: scorporare i singoli elementi che sono contenuti all'interno degli strumenti classici, quindi la cartografia, in aree tematiche. Non tutte ovviamente, ne abbiamo scelte 5, non noi, le abbiamo scelte nella primissima parte del lavoro attraverso quello che i cittadini ritenevano più interessante. Vi abbiamo portato come esempio la mobilità, che non a caso è quasi sempre è il tema più sentito. Quello che vedete è una indicizzazione delle istanze pervenute, qui ve l'abbiamo riportata soltanto con 2 grafici molto semplici, che contengono poi il database che va ad analizzare istanza per istanza tutto quanto quello che è stato generato, però questa cartografia ci dice da un lato la quantità e la qualità delle istanze, delle proposte che sono emerse in ogni parte della città, in questo caso in ognuna delle 7 circoscrizioni. La mappa precedente, questa è una versione, non è l'ultima versione, la mappa precedente ci fa vedere come da un lato siamo anche riusciti a evidenziare i punti più critici secondo la cittadinanza e proporli all'interno delle tavole di piano come aree su cui il piano di assetto del territorio, più ancora i piani degli interventi,
dovranno andare ad agire secondo l'interattività della cittadinanza. Questo è un po' il senso. Da ultimo, soltanto per chiudere, 2 slide. Questo è un progetto che cerca di mettere insieme un po' tutto quello che vi ho detto ad una scala molto piccola, però è molto significativo a nostro parere. Il Consiglio di ragazzi del Comune di Castelfranco Veneto ha elaborato, assieme ad una rete di associazioni, tra cui noi, una serie di attività che hanno come primo scopo quello di far in modo che i ragazzi in età scolare, stiamo parlando di ragazzi fino alle superiori, possano percepire, capire, vivere il loro territorio in un modo più cosciente. Quello che è emersa, la cosa che è emersa, la cosa che ha un po' stupito anche noi, è stata che ad un certo punto i ragazzi stessi hanno sentito la necessità fisica di avere un supporto, uno strumento che li mettesse in rete al di là degli incontri periodici che facevamo, uno strumento che potesse da un lato raccogliere tutti i loro lavori, che periodicamente noi codificavamo, schedavamo, e dall'altro li mettesse in rete tra singoli, tra studenti, eccetera, ma anche tra scuole, in modo che le scuole potessero avere una sorta di database completo di tutto quello che stava succedendo all'interno dei lavori del Consiglio di ragazzi. Assieme anche all'amministrazione, come stiamo cercando di continuare a fare, ne è nato, paradossalmente, pur nel tecnicismo, a partire dai ragazzi, una piattaforma GIS che parla, come ho cercato di dirvi in precedenza e nel caso di Vicenza, non tanto un linguaggio tecnico, come normalmente la piattaforma GIS fa, ma parla un linguaggio che, come potete vedere insomma, anche dalle immagini, è estremamente più scarno, ma scarno non perché meno ricco di contenuti, scarno perché usa delle codifiche che non sono le codifiche, diciamo, della tradizionale leggenda della tavola del piano, ma utilizza delle codifiche nate dalle istanze di chi per primo ha proposto l'utilizzo di questo sistema, no? Quindi vedete le biciclette, vedete i punti di pericolo, eccetera, eccetera. Questo progetto è un progetto che riteniamo, pur nella piccola dimensione, forse il più sperimentale tra quelli che vi ho fatto vedere, perché da un lato parte da un'istanza, da una necessità che arriva dai ragazzi stessi, quindi come si è detto prima del nostro intervento, è vero come i ragazzi, soprattutto i ragazzi in età scolare, medie, superiori, siano nativi di questo tipo di realtà e quindi molto spesso ne scorgono in modo molto più diretto le potenzialità e le capacità anche per il loro uso comune, insomma. Vi ringrazio.